Sit-in stamani presso l'ospedale di Agrigento da parte dei sindaci della nostra provincia per denunciare le condizioni precarie della sanità agrigentina. Successivamente una riunione al comune con il commissario Zappia. In merito interviene il cartello sociale di Agrigento che un mese fa aveva manifestato proprio sul tema della sanità. Il vicequestore di Agrigento, già alla direzione provinciale, Roberto Cilona, a capo del commissariato speciale per l'immigrazione a Lampedusa. Al villaggio Peruzzo un incendio in una villetta del Parco Oliva ha destato parecchie preoccupazioni da parte dei cittadini del luogo, ignote le cause del rogo. Visita della Commissione Antimafia regionale presso la discarica di Bellolampo per verificare le condizioni in cui si trova dopo il vasto incendio che ha interessato la struttura. Diversi gli eventi in provincia in occasione delle manifestazioni estive. A Realmonte al via la rassegna teatrale, a Cattolica il sindaco consegna una targa per i 25 anni al banda del maestro Scarlatti. A Santa Elisabetta inaugurati 5 percorsi culturali finanziati dal comune con i fondi di cittadinanza attiva. Le ultime novità sulla squadra agrigentina da parte del direttore sportivo che traccia anche un consuntivo sul primo ritiro dell'Agragas, sabato amichevole contro San Giovanni Gemini. Benvenuti all'appuntamento con il nostro telegiornale. Apriamo con un sit-in di protesta stamani da parte dei sindaci del nostro territorio per protestare contro le condizioni della sanità in provincia. Diversi primi cittadini che hanno partecipato alla manifestazione che si è svolta all'interno dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Noi eravamo sul posto. Sit-in di protesta stamani da parte dei sindaci del nostro territorio contro le condizioni della sanità in provincia. Diversi primi cittadini che hanno partecipato alla manifestazione che si è svolta all'interno dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L'appello era stato lanciato giorni fa dal primo cittadino di Naro, onorevole Brandare, ed è stato accolto dai suoi colleghi. I sindaci hanno manifestato le proprie contrarietà circa le condizioni in cui versa la nostra sanità, un focus sugli ospedali di Agrigento, Canicattilli, Cate e Ribera, dove la carenza del personale sta provocando enormi disagi verso i nostri pazienti che sono costretti a rivolgersi anche ad altre strutture fuori provincia. C'è chi propone addirittura di commissariare la sanità in Sicilia, come il sindaco di Alessandria della Rocca Bubello, e di fare una class action contro lo Stato italiano che non garantisce quanto sancito dalla Costituzione sul diritto alla salute. Il Nord, continua Bubello, ha gemonizzato le strutture ospedaliere della nostra terra. Chi, come i sindaci della zona montana, denunciano anche le difficoltà ad accedere alle strutture ospedaliere, considerando le strade che non sono delle migliori e che per raggiungere i nosocomi ci vuole molto tempo, con gravi rischi per quei pazienti che si sentono male e quindi non raggiungere in tempo le strutture ospedaliere. La riunione è proseguita poi presso il comune di Agrigento, dove è stato previsto un incontro con il commissario dell'ASP Zappia. Ci riappropriamo di un ruolo e simbolicamente per me è riappropriazione di quanto prevede la legge 833 che dà ai sindaci, massima autorità sanitaria locale, il potere di programmare gli interventi, e quindi per me il commissario è una persona brava, ma i sindaci ci riappropriamo oggi di quelle che sono le nostre competenze. Per quanto mi riguarda abbiamo una sanità di livello africano, tipo emergency, quindi noi abbiamo diritto di avere garantito quanto prevede l'articolo 32 della Costituzione, che recita così: la Repubblica garantisce il diritto alla salute. Io faccio una provocazione anche ai miei alunni: dobbiamo fare una class action delle nostre popolazioni contro lo Stato italiano che non ci garantisce gli standard sanitari, che hanno Zaia che vuole l'economia e l'autonomia differenziata, che c'ha il Piemonte, che c'ha la Lombardia, che hanno le regioni Toscana, che sono l'eccellenza. Quindi noi qua oggi basta la colonizzazione, perché abbiamo le loro fondazioni del nord dentro i nostri ospedali. Ecco, e sfido chiunque a non ricordarsi che abbiamo il Maugeri a Sciacca, a Ribera, che non abbiamo anche la presenza degli ospedali Rizzoli nel nostro territorio, e quindi si fa il viaggio della speranza, si prendono i soldi, la visita privata, poi si va al nord e poi ci affittiamo la casa perché non c'è il posto letto qua, ma lì si trova, lì ti fanno
gli esami subito, il diritto alla salute è garantito ed è esigibile subito. Qua da noi siamo gente trattata non come cittadini italiani ma come nordafricani. La sua Alessandria Della Rocca è rimasta senza guardia medica? La mia Alessandria Della Rocca è rimasta con le persone ad aspettare la guardia medica che non arrivava, ma la cosa più grave è che la proporzione di questi termini: un infarto ad Alessandria Della Rocca, la probabilità di morire è il 90%, un infarto ad Agrigento può darsi che se trovi a pronto soccorso qualcuno che ti aiuta, che non è detto e lo sappiamo, forse ora ci hanno fatto il maquillage perché arrivavamo noi, però noi sappiamo che ad Alessandria Della Rocca l'aspettativa di vita di un mio concittadino è sicuramente inferiore rispetto a quello del resto d'Italia, e io non ci sto perché non ho le strade per arrivare al primo pronto soccorso, che è Ribera, che d'altra parte è molto precario. Non parliamo di quello di Sciacca perché la nostra gente sta lì posteggiata, le zanzare, quello che c'è, perché io sono stata un utente, ecco, sono una di quelle che va al nord per curarsi, sono reduce di un intervento che dovrò fare tra poco a Careggi, ma lì è una sanità di eccellenza, ma qua noi siamo la Repubblica Italiana, non possiamo essere trattati peggio di come si possono trattare gli immigrati che si mettono accatastati nei centri di accoglienza. Allora, diamo il diritto alla salute perché è un diritto soggettivo, esigibile, e lo pretendiamo che questo si faccia. Quindi la mia controparte non è il dottore Zappia, per essere chiari io lo voglio dire ai miei colleghi, la mia controparte è l'assessore e il governo nazionale, perché nella Costituzione c'è scritto che c'è il principio di sussidiarietà e di adeguatezza. Quindi se la regione siciliana non è adeguata e non mi può garantire questo diritto, intervenga in via sussidiaria come prevede la Costituzione, che non è un opzionale che la si applica quando la si vuole. Vengano subito a commissariare questa regione e ci diano alla provincia di Agrigento i laboratori nel mio distretto, perché il diabetologo è arrivato ora, 6 ore di diabetologo con una popolazione di anziani e di vecchi e ammalati. Ma che fa, scherziamo? Smobilitare tutto. Io reduce di un incontro con il dottore Zappia perché ci hanno tolto pure un ginecologo dal consultorio. Ma che fa, stiamo scherzando? Ma dico, noi siamo anche italiani e io se oggi sono qua, anche se ho dimenticato la fascia perché sono reduce, dico, di un viaggio al nord no, dico, la porto nel cuore perché mi ha votato la mia gente e oggi sono qua per i tanti anziani. I problemi sono problemi che ci trasciniamo ormai da parecchio tempo. Inoltre siamo in un momento di emergenza perché questo sta accadendo un po' in tutta l'isola, ma a maggior ragione nella nostra ASP, perché se pensiamo che deve intervenire il prefetto per mandare i medici o comunque per suggerire di cercare di far arrivare i medici dell'esercito, significa che noi non siamo assolutamente in una situazione che consente, diciamo così, di dare sanità e di offrire sanità. La goccia può essere stata la dimissione volontaria del primario del pronto soccorso del San Giovanni di Dio, forse. Sicuramente la questione è una questione seria. Su questo versante, noi oggi siamo riuniti per questo motivo, c'è l'ospedale di Sciacca e anche l'ospedale di Sciacca, malgrado il grande lavoro che fanno i medici, riescono a coprire forse tripli turni, non doppi turni, malgrado questo la situazione è allarmante, quindi non possiamo stare con le mani in mano, lo dico da sindaco, lo dico da rappresentante di una politica regionale e penso che poco serve essere di maggioranza o essere di opposizione. Se c'è un problema ed è un problema aperto ed è un problema che riguarda la salute dei cittadini, ma può riguardare la mia di salute, io credo che noi dobbiamo trovare strategie e soluzioni possibili. Sento da parecchio tempo parlare di medici stranieri, io nella nostra ASP non ne ho visto arrivare ancora neanche uno, soluzioni con incentivi. Allora le questioni aperte sono tantissime, il confronto con il commissario a volte è servito, a volte non è servito. Sono tanti i problemi che attanagliano gli enti locali, sono tante le difficoltà, ma è al momento di dire basta. Sulla sanità non possiamo assolutamente scherzare. Tutti i governi regionali che si sono succeduti hanno scherzato tanto sulla sanità. Oggi l'emergenza ci porta a dire che dobbiamo mettere un punto su questo tema e esigiamo risposte certe e soprattutto credibilità su
su questo versante. I comuni della montagna siamo totalmente isolati, per arrivare al primo pronto soccorso utile mettiamo un'ora e mezzo, la Palermo-Agrigento sapete in quale condizione ancora dopo 13 anni si trova, per raggiungere Corleone difficoltà enormi e tra l'altro anche il punto nascita è stato soppresso, l'unico punto di riferimento è Sciacca e lì la Cianciana Ribera versa in condizioni drammatiche. E allora che cosa vogliamo fare? Richiamiamo l'articolo della Costituzione a intermittenza? Non è possibile. Oggi attendiamo risposte celeri, attendiamo risposte concrete e vogliamo che i nostri cittadini abbiano. E sulla manifestazione di stamani dei sindaci presso l'ospedale San Giovanni di Dio è intervenuto il cartello sociale di Agrigento che mesi addietro, esattamente il 13 giugno, aveva organizzato un sit-in proprio davanti alla prefettura di Agrigento e che aveva visto la partecipazione di circa 3.000 persone il servizio. E sulla manifestazione dei sindaci avvenuta oggi davanti il pronto soccorso è intervenuto il cartello sociale che con un comunicato stampa afferma come sia trascorso un mese e mezzo dalla manifestazione popolare del 17 giugno, quando sono scesi in piazza oltre 3.000 persone per rivendicare il diritto a un sistema sanitario pubblico ed efficiente. Da allora che cosa è cambiato, si chiede il cartello sociale? Poco niente, anzi le criticità sono aumentate finora che chi poteva poco ha fatto. Agrigento, Canicattì, Sciacca, Licata, Ribera continuano ad assistere allo sfragelo della nostra sanità, reparti che chiudono, medici e primari che scappano, carenze sempre più pesanti che rendono più critiche a rischio i vari pronto soccorso. In tanti abbiamo partecipato a una marcia, ma tanti mancavano, magari nella speranza di vedere fallita l'iniziativa. Tutti invece dobbiamo fare la nostra parte, affermano i rappresentanti del cartello sociale, dalle più alte istituzioni all'ultimo dei cittadini, perché l'unione fa sempre la forza e in alcuni momenti, per alcune criticità, bisogna mettere da parte coloro gli interessi di parte, perché qui a piangere tutta la comunità e soprattutto i poveri che non possono permettersi di pagare ticket sempre più alti, fare i viaggi della speranza altrove, trovare proprio territorio una sanità adeguata che, non dimentichiamolo, deve continuare a essere pubblica per garantire a tutti il diritto alla salute. Certo, avrebbe avuto più senso partecipare insieme a un sit-in davanti ai vari pronto soccorso. Per giunta qualcuno inopinatamente convoca l'assemblea dei sindaci in contemporanea ai sit-in annunciati da tempo, provocando così una divisione tra i primi cittadini che non serve alla causa. Tutte le forze politiche, continuano il cartello sociale, i sindaci, le forze sociali, i sindacali, la Chiesa, le varie associazioni non devono dimenticare che la guerra va fatta contro chi non vuole il bene di questa terra e della nostra gente e non contro chi vuole difenderla. È tempo di farci sentire tutti come agrigentini, come siciliani, come italiani, e bisogna dire basta alla mala sanità e alla privatizzazione della stessa. I cittadini, partecipando in massa alla manifestazione popolare, hanno fatto la loro parte. Ora tocca alla politica, e questo vale per i sindaci, purché si facciano prevalere gli interessi generali su quelli di bottega. Per queste ragioni, conclude il cartello sociale, ci faremo carico di promuovere nei prossimi giorni un incontro operativo tra tutti i soggetti disponibili a mettere in campo le iniziative di lotta a sostegno della vertenza sanità nel territorio agrigentino. E il parlamentare agrigentino Calogero Pisano lancia Humanitas, un progetto di solidarietà sociale che partirà a settembre. Dal prossimo mese con il mio staff porremo in essere una serie di iniziative di pubblica utilità a sostegno delle famiglie e dei soggetti più fragili, dichiara Pisano, attività formative sul primo soccorso, laboratori creativi per disabili, attività di sensibilizzazione civica su importanti tematiche, raccolte di fondi e beni di prima necessità per le famiglie bisognose e tant'altro, un percorso di vicinanza sociale che vedrà coinvolte istituzioni, scuola e famiglia. Roberto Cilona, già responsabile della DIA di Agrigento, nonché vicequestore, è stato nominato alla guida del commissariato speciale a Lampedusa. Un plauso arriva dalla parlamentare di 5 Stelle, l'empedoclina Ida Carmina. Il vicequestore della Polizia di Stato, Roberto Cilona, lascia la DIA di Agrigento ed è stato nominato dirigente del commissariato di Lampedusa, ormai di prossima apertura.
Durante la conferenza stampa per l'arresto dei 4 tunisini diventati pirati, il questore di Agrigento Emanuele Rigifari aveva spiegato che il commissariato è già costituito ed è stata individuata una dotazione che sarà di 45 uomini e che da venerdì è al lavoro il dirigente per la messa in opera degli uffici. Il commissariato di polizia di Lampedusa è stato fortemente voluto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e dal capo della polizia. A tale riguardo interviene il parlamentare di 5 Stelle Ida Carmina, che afferma come un importante segnale nel solco della legalità dal governo istituzionale del commissariato speciale a Lampedusa con l'affidamento della direzione al vicequestore dottor Roberto Cilona, già responsabile della DIA di Agrigento, che sarà un punto di riferimento di esperienza e competenza nel cuore del Mediterraneo per stabilire legalità e lotta alla criminalità nel contrasto della tratta delle persone, dei trafficanti di esseri umani, della pirateria, tragica evoluzione di quanto sta accadendo a causa della cattiva gestione del fenomeno migratorio. Certamente la presenza e la dotazione organica costituiranno un ulteriore supporto alle attività connesse al salvataggio e all'accoglienza dei migranti. Formulo i migliori auguri al dottore Cilona, conclude l'onorevole Carmina, certa del suo massimo e efficace impegno nel nuovo ruolo, e sin d'ora assicuro la mia disponibilità a un sostegno della legalità. E un incendio stamani ha interessato una villetta del villaggio Peruzzo, preoccupati gli abitanti del luogo. Sentiamo il servizio. Una grande nuvola di fumo stamani è stata avvistata in tutte le parti della nostra città provenienti dal villaggio Peruzzo. Infatti un grave incendio ha interessato la zona del Parco Oliva, proprio sopra il villaggio, in una zona residenziale con tante villette e turisti. A prendere fuoco all'interno di una di esse è stato un cumulo di plastica e di gomme conservate nella zona esterna della villetta. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Agrigento e del Corpo Forestale, mentre una pattuglia della polizia coadiuvata dai vigili urbani di Agrigento controllava la zona per evitare che più curiosi si addentrassero all'interno del parco ed evitare eventuali problemi con la salute, considerando anche il fumo che fuoriusciva dall'incendio, mentre i vigili urbani controllavano il traffico proveniente da Viale Emporium. L'incendio è stato domato nel giro di poche ore, ancora sono sconosciute le cause del rogo. Emergenza Bellolampo a Palermo. La commissione antimafia, presieduta dal parlamentare regionale del PD, onorevole Antonello Cracolici, ha effettuato un sopralluogo presso la discarica di Bellolampo per verificare le condizioni dopo gli incendi che hanno interessato il sito. Come è noto alle cronache, il lunedì scorso alle ore 14 circa si è sviluppato in una rampa della quarta vasca un principio di incendio. Immediatamente il nostro sistema antincendio l'ha rilevato, abbiamo fatto tutte le comunicazioni, immediatamente ci siamo mossi con le nostre ruspe per cominciare a spegnere l'incendio, perché l'incendio, ricordo a tutti, per chi non lo sa, si spegne non con l'acqua ma bensì con la terra. Quindi abbiamo preso la terra bancata che abbiamo noi nelle varie aree, sia per la settima vasca sia per normale terra che viene tenuta nelle discariche, alla copertura del fuoco. Chiaramente parliamo di una situazione drammatica, perché c'erano 50 gradi, oltre 50 gradi e oltre 40 nodi di vento di scirocco, che chiaramente ha in una velocità impressionante divampato il fuoco, perché parliamo sempre di rifiuti, quindi chiaramente con una grande capacità di incendio. Purtroppo ci sono stati anche operando in una zona molto a rischio, delle alzamenti di temperature delle ruspe cingolate che si sono fermate, quindi abbiamo immediatamente attivato noleggi di altre ruspe. È un primo sopralluogo, avremo anche la possibilità di fare ulteriori approfondimenti. Mi pare che da quello che ci viene riferito, il fatto che il fuoco sia partito nell'ora di punta del caldo della città, alle ore 14 circa, dimostra che probabilmente il calore è stato il motivo dell'accensione attraverso combustibili come il vetro, che possono costituire un fattore di accensione, perché difficilmente i fuochi si accendono da soli, e questa è un'area tra l'altro non accessibile al piromane di professione, quindi è possibile che qui ci sia per davvero l'autocombustione, però è una cosa che abbiamo il dovere di approfondire ulteriormente. L'obiettivo del governo regionale, che credo in questo senso troverà anche collaborazione degli altri partiti, è affrontare il tema dei rifiuti con una operazione complessiva del piano, che sarà consegnato massimo entro i primi di ottobre, attraverso l'allocazione anche dell'impiantistica regionale. Dobbiamo superare
per carità stiamo tenendo conto degli impianti esistenti, stiamo tenendo conto degli impianti che sono in costruzione, stiamo tenendo conto dei finanziamenti che sono stati approvati dal PNRR, ma il piano che noi faremo, che è comprensivo dell'impiantistica, al fine di trovarci alla fine di questo percorso con un piano che, confortato dal VAS, non veda nuovamente l'SRR poi costretti a ripercorrere un circuito che è quello di andare nuovamente al CTS. E dopo 10 anni dall'abolizione delle province trasformate in liberi consorzi e commissariate da un decennio, la Sicilia compie oggi il primo passo per reintrodurre l'elezione diretta degli organismi, il servizio. Dopo 10 anni dall'abolizione delle province trasformate in liberi consorzi e commissariati da un decennio, la Sicilia finalmente compie il primo passo per la reintroduzione degli enti, o meglio dell'elezione diretta degli organismi. Stamani la Commissione Affari Istituzionali dell'Assemblea ha esitato il disegno di legge, mettendo così fine a un'esperienza fallimentare come quella voluta dal governo Crocetta, quando si decise di abolire l'ente intermedio. Questo quanto ha affermato il Presidente della Commissione Ignazio Abate della Democrazia Cristiana. Adesso il testo dovrà passare al vaglio dell'Aula, alla ripresa dopo la pausa estiva. Il Presidente della Regione, Renato Schifani, esprime compiacimento per l'approvazione da parte della prima Commissione all'Ars del disegno di legge governativo sulle ex province. Un altro appuntamento importante, dice Schifani, rispetto dalla maggioranza. La riforma delle province con la reintroduzione dell'elezione diretta rappresenta un obiettivo del programma di governo, un nuovo modello istituzionale essenziale per la migliore gestione del territorio. Sono certo che alla ripresa dei lavori anche l'Aula, nel rispetto delle regole parlamentari e della dialettica politica, approverà la riforma attesa da anni. E su tale argomento interviene anche l'onorevole della Democrazia Cristiana Carmelo Pace, affermando come nei territori si tornerà al voto come un tempo. La riforma fortemente voluta dalla Democrazia Cristiana, che sin dall'inizio della legislatura ha sostenuto il lavoro del Presidente della prima Commissione Affari Istituzionali Ignazio Abate, quello di oggi, afferma Paci, è un altro passo verso un processo di riorganizzazione del sistema degli enti locali in Sicilia non più procrastinabile. Il Comune di Realmonte, nell'ambito delle manifestazioni previste nel cartellone estivo, ha dato via alla rassegna letteraria che ha visto la partecipazione dello scrittore di Racalmuto Enzo Sardo. Discutere sul pensiero sciasciano ha partecipato anche il primo cittadino, Sabrina Lattuca, il direttore artistico della manifestazione, Luciano Carrubba. Le interviste. La terrazza sul mare del municipio di Realmonte ha ospitato il primo appuntamento della rassegna letteraria Memoria e Patrimonio, giunta alla terza edizione, organizzata dal professore Luciano Carrubba, promossa dall'amministrazione comunale realmontina, guidata dal sindaco Sabrina Lattuca. Al centro dell'incontro la figura di Leonardo Sciascia e il suo tempo attraverso le due pubblicazioni dello scrittore di Racalmuto Enzo Sardo, il Re Calpetre e le sue parrocchie, Leonardo Sciascia, il vero Nobel della cultura europea. Un'analisi del tempo in cui visse Sciascia, affrontando gli aspetti sociali, culturali ed economici e il parallelismo con i nostri giorni, a cura di due illustri relatori, i professori Zino Pecoraro e Giovanni Tesè. La serata è stata anche arricchita dai contributi delle rappresentanti delle sezioni locali del CIF e della FIDAPA e dalla poetessa Giuseppina Mira, con diversi interventi musicali. La terza edizione della rassegna letteraria Memoria e Patrimonio. Questa sera si inizia con la presentazione di due testi di Enzo Sardo, che dire, la memoria ha lo scopo di valorizzare il territorio attraverso la cultura e attraverso la bellezza di un territorio unico, con dei paesaggi, dei promontori magnifici. Stasera si parla di Leonardo Sciascia e quindi della nostra identità, della nostra sicilianità. Io pertanto non posso che manifestare tutta la mia soddisfazione da sindaco di un comune meraviglioso che anche quest'anno è riuscita a programmare un cartellone estivo vario per tutte le età, per tutti i gusti, dove hanno trovato spazio le attività delle varie associazioni, le attività della parrocchia, le attività culturali, la promozione del territorio, le attività per i giovani, dove tutti quanti in un arcobaleno, in un abbraccio virtuale, in una squadra, abbiamo dato voce ad un intero territorio. Questa sera stiamo presentando in questa bellissima terrazza di Realmonte
due dei miei libri che sono legati al tema generale che ha posto questa città, ossia la memoria e il patrimonio. E due libri che fanno riferimento a questo concetto, e uno si chiama Leonardo Sciascia, vero Nobel della cultura europea, e un altro che si chiama Regalpetri e le sue parrocchie, che ho scritto per il 60° anniversario dall'uscita del libro Le parrocchie di Regalpetri di Leonardo Sciascia. Leonardo Sciascia nel suo libro dice: i ragazzi andavano a scuola mal vestiti e malnutriti. Io dopo 60 anni nel libro faccio un paragone di natura culturale, sociale, pedagogico ed economico di che i ragazzi vanno a scuola ben vestiti e ben nutriti. E nel libro di Leonardo Sciascia le mamme portavano il bastoncino al professore per educare i loro figli, invece dopo 60 anni le mamme vanno a scuola per litigare spesso con gli insegnanti. E questo è uno dei due. L'altro, Leonardo Sciascia, vero Nobel della cultura europea, è una visione di un Sciascia pubblico, delle cose che Sciascia ha fatto durante la sua vita, della promozione culturale che ha animato a Racalmuto, per esempio ha voluto stimolare l'apertura del teatro, e dall'82 in poi la sua presenza importante nella nostra città, che ha permesso di sviluppare alcuni argomenti che sono di natura culturale. Ma è ovvio che faccio riferimento pure a alcuni valori di Sciascia, ossia la ricerca della verità, la democrazia, la difesa della cultura come strumento di crescita umana e come deterrente a qualsiasi forma di violenza. E quindi i due libri, che entrambi fanno riferimento al territorio, ma fanno riferimento anche al grande pensiero illuminista, ma non illuminista alla San Tommaso, se non vedo, non tocco, non capisco, ma di quello moderno, sia la razionalità, c'è la ragione, spiegare tutto attraverso la ragione. Diamo il via alla terza edizione della rassegna letteraria Memoria e Patrimonio. Ringrazio il sindaco di Realmonte, l'avvocato Sabrina Lattuca, l'amministrazione. Continua un percorso che vuole valorizzare il concetto di memoria e concetto di patrimonio nel nostro tessuto sociale. Ed oggi iniziamo con l'analizzare la figura di Leonardo Sciascia attraverso il suo autore Enzo Sardo, il quale presentiamo oggi due libri: Regalpetri e le sue parrocchie e Leonardo Sciascia, il vero Nobel della cultura europea. Due illustri relatori, il professore Zino Pecoraro, scrittore, saggista e componente della Fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto, e il professore Giovanni Tesè, avvocato, giurista e docente di discipline giuridiche. Quindi grazie a coloro i quali oggi sono presenti, un percorso che continua, e desidero darvi il prossimo appuntamento per il 18 agosto, il cui tema sarà invece la sostenibilità. 18 agosto, ore 20:30, via Belvedere, di fronte alla Torre dell'Orologio di Realmonte. E nell'ambito del ricco cartellone estivo organizzato dal Comune di Cattolica Eraclea, il sindaco Santino Borsellino ha consegnato una targa al maestro Alessandro Scarlatti per i suoi 25 anni di attività della sua band al termine dell'esibizione della stessa. Eravamo sul posto. Nell'ambito del ricco cartellone estivo dell'estate cattolicese organizzato dall'amministrazione comunale di Cattolica Eraclea, sindaco Santino Borsellino, si è svolta l'esibizione della band musicale Scarlatti. Per l'occasione il primo cittadino ha donato una targa al maestro Alessandro Scarlatti per i suoi 25 anni di attività. È un sogno che si avvera, un momento molto importante, è bello per la nostra piccola cittadina. Siamo onorati e ringraziamo l'amministrazione comunale perché ci appoggia sempre, il sindaco Borsellino e tutta l'amministrazione comunale, e ringrazio soprattutto tutti i ragazzi dell'associazione perché si spendono con amore e passione per questa bellissima arte che è la musica, e ci unisce. La banda è proprio di Cattolica, formata da ragazzi di Cattolica, quindi questo è importante anche, no, per la crescita culturale. Noi ci crediamo in questa attività e io ne sono orgoglioso di questi ragazzi. Grazie di vero cuore.
Bravissimi, complimenti, complimenti. Mi ricordo la mia giovane età. Forza! Un applauso forte, forte. E passiamo ora alla linea alla regia per la pubblicità. E il Comune di Santa Elisabetta, nell'ambito dei progetti di cittadinanza attiva e democrazia partecipata, ha inaugurato ieri sera 5 progetti finanziati dallo stesso Comune, che ha registrato un'ampia partecipazione cittadina. Noi eravamo sul posto. Sindaco, questa sera Santa Elisabetta ha risposto in maniera molto entusiastica a una serie di attività che siglano il raggiungimento di obiettivi importanti. Sì, in verità stasera è l'inizio di questo vasto programma di iniziative e di eventi che abbiamo promosso con l'amministrazione comunale, con l'appoggio sostanziale di diverse associazioni, del centro studi Osaitos e della consulta giovanile, nonché dell'associazione Cometa che promuove sul nostro territorio il progetto del Siproimi. Un vasto, dicevo, e articolato cartellone che vede stasera in modo insolito promuovere un'attività di cittadinanza attiva promossa da alcuni cittadini attorno ad un istituto che è l'Istituto della Democrazia Partecipata, che impegna il 2% del bilancio comunale, come vuole la norma regionale, per attività e iniziative promosse dai cittadini. Noi questo istituto in verità non l'abbiamo sempre sostenuto e stasera promuoviamo 3 progettualità, 3 iniziative che si sostanziano con questi eventi veramente partecipatissimi da parte della città, uno attorno alla promozione artistica di la nostra tradizione, la nostra cultura materiale e identitaria, un pannello decorativo di ceramiche artistiche promosse dall'artista Giusy Greco nella parte alta della città del Corso Umberto I, che non abbiamo potuto apprezzare poiché è parte interna di un'area cantierizzata nella parte alta della città. Una seconda iniziativa promossa dal centro studi Osaitos con Francesco Rizzo attorno alla figura di Totò Gaglio, Salvatore Gaglio, un nostro medico, un nostro concittadino illustre, uno tra gli autori e poeta e scrittore dialettale che ha avuto numerosissimi riconoscimenti in Sicilia e fuori dall'ambito anche nazionale. Attorno a questa figura, da noi sempre sostenuta e promossa, si è ricomposta un'attività di valorizzazione e di ricordo e memoria più che altro, e ne abbiamo fatto strumento questa sera nelle tappe che abbiamo visto e seguitato. In ultimo la riscoperta su iniziativa di Nina Trapani e della sua famiglia della famosa Scalunata. È una parte antica del vecchio Poggio, un vecchio quartiere storico di Santa Elisabetta che univa la parte bassa della città alla chiesa matrice e dove veramente un valore forte e simbolico la presenza degli sposi, una volta consumato il matrimonio, scendevano verso il corteo, una bella rappresentazione e ne è testimonianza, sono testimonianza di questa attività numerosissime fotografie che sono state riproposte nella valorizzazione della stessa Scalunata con addobbi floreali, con delle ceramiche che sono state, come dire, ricomposte e con tanto di riscoperto e di valorizzazione meritoriamente che questo gruppo di cittadini ha fatto. Quindi io ringrazio tutti, ringrazio i cittadini che hanno votato queste iniziative e per lo più ringrazio questa parte di comunità che sono le associazioni dei cittadini stessi che hanno promosso e messo a valore veramente, riscoprendo questa parte composta e forte della nostra tradizione e della nostra identità. Un cartellone che prevede altri appuntamenti? Sì, sono diversi appuntamenti, già ieri sera è iniziato con una commedia brillante del gruppo Lanterna Magica di Agrigento che ha visto una numerosissima partecipazione e nei giorni a venire sino a Ferragosto tutte le sere ci saranno delle iniziative, spettacoli, musica, intrattenimento in diversi luoghi, toccando diversi luoghi della città, presentazioni di libri tra la Rupe Cheli nella
nell'area attrezzata archeologica, nel nostro anfiteatro che depone anche per quanto concerne gli spettacoli e i concerti e le nostre piazze. Una partecipazione massiva, come potete vedere, che insomma la città ha accolto benevolmente. La vostra è una partecipazione molto attiva, avete parlato di storia, di letteratura, insomma di poesia. Ecco, qual è stato il vostro intervento? Sì, Ad Perpetuum Rei Memoriam, pensare con Salvatore Gaglio, è un progetto che nasce dalla volontà di alcuni amici molto affezionati a questa figura, non solo per un affetto civile, amicale, ma per un affetto autenticamente poetico. Oltre ad essere stato premiato in tutto il territorio nazionale e internazionale, proprio per quanto riguarda la lingua siciliana ha avuto un impatto indelebile che ancora oggi, anzi che soprattutto oggi per paradosso sta dando i suoi frutti migliori. Salvatore Gaglio è stato un uomo eccezionale, un pensatore radicale, talmente radicale da porre quasi delle domande che non hanno bisogno di risposta, delle domande talmente autentiche che solo la sospensione alle stesse può dare una risposta. Di fatto abbiamo installato, in sinergia con l'amministrazione comunale, 3 lastre con delle poesie scolpite, ne ha scritte a centinaia, ne abbiamo selezionate 3, una che fa parte della trilogia Canne e Vento, abbiamo messo la prima, la Canne e Vento, in piazza San Carlo, un'altra al Muretto, che è un luogo molto tipico per l'identità sabettese, che fa titolo Canto della Ricampata, che raccoglie tutti i temi agropastorali della nostra tradizione, e in ultima, ma non per importanza, una all'ingresso della Rupe Cheli, di cui faceva la presentazione poco fa il sindaco, dove facciamo tante altre cose, quindi ci tenevamo ad avere proprio una porta quasi d'ingresso con una poesia che parla di quel luogo, si chiama Navanti una casa caduta, proprio per evidenziare la presenza di un fiume, lì scorreva l'Acragas, giusto per restare in tema di Agrigento, quindi siamo proprio alle origini, l'acqua, il simbolo dell'acqua, siamo proprio alle origini della nostra civiltà, quindi questi erano i presupposti. Voi avete curato questo progetto, possiamo definire di rigenerazione urbana di questa scalinata, tirando fuori una forte tradizione. Avete raccontato un periodo della vostra storia, anche voi molto importante. Come vi siete mossi? Allora, prima di tutto fa parte della nostra storia. Io sono nata in questo paese, poi a 10 anni sono andata via, ho vissuto 42 anni all'estero, perché sono ritornata, ma l'amore di questo posto rimane senza di noi e volevamo vederlo in un stato molto più bello di com'era. Per cui ci siamo mossi con l'aiuto dell'amministrazione, con delle idee in famiglia, siamo una squadra in famiglia, di cercare di riportare indietro quello che noi ricordavamo quando io avevo 10 anni, cioè le spose che venivano giù, l'acqua, che le donne venivano a prendere l'acqua, questi ricordi. Queste radici, queste calamite dentro di noi che ci attirava di migliorare il posto che adesso vedete. Si avvicina il periodo in cui gran parte degli italiani si fermerà per le ferie e scatta il primo weekend da bollino nero. Le condizioni del traffico dal 4 al 6 di agosto saranno certamente difficili, in quanto sono le giornate in cui si immetterà in circolazione un grande numero di viaggiatori. Analoghe previsioni per il traffico che si muoverà il prossimo 12 di agosto. Prese d'assalto saranno di certo le località di mare, le cui spiagge fanno già registrare il tutto esaurito. Molti turisti in città e che affollano la Valle dei Templi, aperta fino a tarda sera.
E anche se non possediamo autostrade e le nostre vie di collegamento versano in condizioni più che critiche, per quanti invece si sposteranno su quelle che possiedono altre fortunate province siciliane e chi si recherà al nord, diamo voce a quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, che in una nota afferma che per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri è previsto il divieto di circolazione dei mezzi superiori alle 7,5 tonnellate nella giornata di venerdì dalle ore 16 alle 22, nella giornata di sabato dalle ore 8 alle 22, nelle giornate festive dalle 7 alle 22. E poi prosegue la collaborazione tra Autostrade per l'Italia e la Polizia di Stato per sensibilizzare i viaggiatori sulla sicurezza stradale e promuovere comportamenti corretti alla guida. A partire da sabato 5 agosto e durante altri 2 weekend del mese, nelle principali aree di servizio della rete autostradale, i poliziotti della Polizia Stradale forniranno consigli sulla guida sicura e informazioni utili sulle condizioni di viabilità in tempo reale. Bene, passiamo ora alle notizie sportive con le ultime novità in casa Akragas in questo speciale servizio di Carmelo Lentini. Giuseppe Cammarata ritorna in biancazzurro, ricoprirà l'ultima casella che era rimasta vuota a livello staff tecnico, cioè quella di direttore sportivo. In passato, lo ricordiamo, è stato con il Gela, Mollicata, San Cataldese. Cammarata è in seno prosangue dopo la parentesi con il Limolese, eccolo pronto per la nuova avventura con l'Akragas del patron Giuseppe Deni. Si attendeva la liberatoria per accettare il nuovo incarico in Akragas, ma poi è arrivata da parte del Limolese da qualche giorno e quindi Cammarata ha preso nuovamente i poteri all'Esseneto di Agrigento. Soddisfatto del patron Deni, ma seguiamo entrambi in questa intervista. Presidente, nuovi ingressi in società, accanto a lei c'è Giuseppe Cammarata che arriva dal Limolese. Sì, sostanzialmente io oggi mi trovo qua all'Esseneto perché, come ho annunciato nella passata conferenza stampa, mi voglio dedicare, come si suol dire, anima e corpo all'Akragas. Trovandomi qua ho ritenuto oggi opportuno dare degli aggiornamenti sul mio staff. Sono lieto di annunciare, come già avete appreso dai media, la nomina a vicepresidente di Roberta Lala, già assessore nella giunta Miccichè, che ha dimostrato grande capacità e grande competenza, e come valore aggiunto è stata sempre un'attaccata ai colori biancazzurro e un ultras dell'Akragas, per cui oggi sono lieto e sono felice di annunciare la sua nomina a vicepresidente dell'Akragas. Nel contempo sono anche lieto di annunciare il ritorno in casa Akragas di Peppe Cammarata. È un profilo importante che insieme a me da tanti anni insieme seguiamo dei percorsi paralleli dal punto di vista calcistico. È stato il mio direttore sportivo negli anni in cui sono stato a Licata, è stato mio direttore sportivo nella stagione 2020-2021, dove ci ha visti disputare un campionato importante e perdere solamente l'ultima partita a Martina Franca, la finalissima dei playoff. Io insieme a me ha seguito l'avventura del Limolese, ha dimostrato grande competenza, grande capacità, e ora diciamo così abbiamo ritenuto di dedicarci all'Akragas e di smettere un po' quello che era il nostro impegno prioritario a Imola, per cui ho ritenuto opportuno, doveroso e anche necessario che lui venga ad Agrigento a completare il mio staff tecnico, a svolgere le funzioni di direttore sportivo. Ecco, questo oggi lo faccio con un pizzico di orgoglio, anche con un pizzico, diciamo così, chiamiamo di felicità, perché faccio ritornare all'Ovile una figura che tanto si è spesa e tanto ha fatto bene per l'Akragas. Giuseppe Cammarata, per lei questo ritorno in casa Akragas che saporea cosa vuol dire, cosa significa? Intanto voglio ringraziare il Presidente per le belle parole.
Per me è un ritorno importante, sono dei colori alla quale tengo tantissimo, è inutile dirlo, anche se per 9 mesi le strade si sono divise, ma per me è come ritornare a casa, come si suol dire. Sono felice di trovare un gruppo importante, uno staff importante, con la quale con molti ci conosciamo. Devo fare i complimenti perché ad oggi hanno fatto un grande, ma un grande lavoro, e sono ben lieto di iniziare a lavorare ufficialmente con loro. Presidente, un consuntivo per quanto riguarda la campagna abbonamenti e questo inizio di ritiro precampionario dell'Agragas. Ma diciamo che il consuntivo è positivo, diciamo che la risposta in riferimento all'anno scorso è stata più importante. Teniamo presente che i giorni di calura e anche il periodo, diciamo, in cui ci troviamo vede tanti tifosi dell'Agas già con la mente in vacanza, fuori sede, per cui io credo che da qua a settembre la campagna abbonamenti sarà completata con un successo importante. Già dalle prime avvisaglie tutto questo mi lascia, diciamo così, contento, ecco. Tanti sponsor hanno rinnovato il rapporto di collaborazione con l'Agragas, sei soddisfatto? Sì, oggi gli sponsor stanno dimostrando grande attaccamento ai colori sociali dell'Agragas. Abbiamo dei contatti anche con altri sponsor importanti, abbiamo un progetto di coinvolgimento della classe imprenditoriale provinciale attraverso l'operazione dell'Academy, che secondo me tanto darà e tanto successo avrà, diciamo, in termini di ritorno sia di immagine che in termini concreti nei confronti dell'Agragas. Intanto prosegue la preparazione dell'intera rosa biancazzurra a disposizione del tecnico Coppa, ma è anche tempo di allenamento congiunti ed il prossimo sabato 5 agosto sarà la volta delle Gemini di Renato Maggio. Poi mercoledì 9 agosto sarà il turno con il Camarat del tecnico Fanara e dell'inossidabile Cosimo Panepinto, quarantenne, uomo bandiera biancazzurra al suo 11° anno a Camarat. Poi si concluderà la serie di questi allenamenti congiunti sabato 12 agosto con il Gela, prima delle brevi vacanze di Ferragosto. Ed ora in breve le altre notizie. L'ex attaccante Santiago Pavisic ha firmato con una squadra sarda. Si tratta dell'Iglesias e di una compagine di eccellenza che mira a vincere il campionato. Per quanto riguarda il Canicattì, la società biancarossa comunica che gli seguenti atleti non faranno parte del roster biancorosso per la stagione 2023-2024, ma vediamo nel dettaglio di chi si tratta. David Gouillet, Chris Gouillet, Dario Scuderi, Alessio Cardinale, Rodolfo Sinatra, Cristian Rustichelli, Antonino Busà, transitato in forza all'Agragas, Mattia Scalisi, Eugenio Licciardello, Dario Conti, Leonid Gichin, Thomas Maldonado e Flavio Sistito. E concludiamo con l'Unitas Sciacca. Questo pomeriggio è iniziata la stagione per la squadra sacense e i nastri di partenza sia nella Coppa Italia che nel campionato di eccellenza. La rosa messa a disposizione del tecnico Lillo Bonfatto si è ritrovata alle ore 17:30 allo stadio Gurrera per l'inizio della preparazione. 28 i calciatori a disposizione dello staff tecnico, compresi anche alcuni giovani della squadra juniores. La stagione 2023-24 prenderà il via con l'andata del primo turno della Coppa Italia proprio domenica 27 agosto, mentre le gare di ritorno si giocheranno domenica 3 settembre. La prima giornata di campionato invece si giocherà domenica 10 settembre. Bene, questo è tutto per TV Notizie di oggi e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni augurandovi una buona serata.